La Regione recupererà quel capitale che vendiamo e lo reinvestirà immediatamente per le stesse finalità, e cioè dare case a chi ne ha bisogno. Ripeto, oggi noi abbiamo sicuramente della gente, 40.000 inquilini, ma ne abbiamo, ricordo, noi riusciamo a soddisfare solo il 10% della domanda. Allora la nostra preoccupazione non è solo per i 40.000 inquilini che manterranno comunque l'abitazione e i loro diritti e avranno un'offerta equa rispetto alle loro possibilità, ma è il metodo per dare una risposta a quelli a cui oggi, nelle stesse condizioni dei nostri inquilini, non trovano una risposta dall'ente pubblico. Cioè, per una volta parliamo di chi non riesce a entrare nelle case ATER invece di quelli che sono già dentro. Beh, ovvio che questa operazione non riguarda solo una parte del patrimonio, ma tutto il patrimonio. Vogliamo capitalizzare oggi il più possibile per poter reinvestire il prima possibile e dare un servizio alla gente. Questa è l'operazione. Poi ci sarà qualcuno che non può acquistare, va bene, ripeto, oggi parliamo di numeri molto grandi, 10% non lo riusciremo a vendere. Pazienza, lo terremo, ma voglio dire, non è che tra avere 800 milioni di euro o averne 710 alla fine nella risposta dei cittadini cambia, l'importante è averli. Il problema è quando, come oggi, ogni nuovo investimento viene fatto aumentando le tasse ai veneti e tenendo fermo un capitale che comunque ha un suo valore, in cui chi entra non va mai via.